siamo felicissimi di essere qui perché questo per noi è il Vinitaly della ripresa dopo il periodo del Covid. I nostri imprenditori sono entusiasti, l'affluenza è moltissima e abbiamo nello stand dei consorzio 17 aziende, poi ci sono molte altre aziende che hanno il loro stand personale. E i turisti e gli operatori di settore hanno già cominciato ad arrivare, abbiamo già avuto dei primi incontri sia di wine lover sia incontri di operatori veri e propri che vogliono stringere contratti. Speriamo che questo Vinitaly sia veramente il segnale della ripartenza per la nostra denominazione e per tutto il mondo del vino. Quale soddisfazione ha quest'anno il Consorzio Tutela Valpolicella? I nostri imprenditori sono stati bravissimi, sono stati versatili, quella caratteristica che madre natura dà agli esseri viventi per sopravvivere, nel senso che hanno saputo reinterpretarsi nel periodo di recessione legato al Covid, hanno saputo tenere duro e siamo usciti dal Covid con dei trend di mercato molto positivi, facendo più 16 sulle vendite e più 13 sui volumi. Il mercato va bene, adesso stiamo aspettando, speriamo che si risolva la situazione in Ucraina. Per fortuna il mercato russo per noi era un mercato importante ma non significativo in termini quantitativi, anche se comunque Cina e Russia rappresentano due paesi d'espansione per la nostra promozione e per far conoscere il nostro brand. Avete aperto agli Stati Uniti e al Canada? Stati Uniti e Canada storicamente rappresentano due dei nostri mercati più formidabili e i nostri vini rossi di qualità sono molto apprezzati nei paesi del nord Europa. Il Canada è uno dei nostri mercati di sbocco più rappresentativo, supera il 20% e anche gli Stati Uniti sono un mercato di significativa importanza.